Amici all'ascolto, buon pomeriggio da Piazza di Siena. Da oggi a domenica ci sarà grande animazione all'interno della sempre splendida Villa Borghese. Il concorso ippico internazionale romano propone la 74esima edizione di quello che per il nostro paese rappresenta l'appuntamento più sentito e prestigioso dell'intera stagione nel settore del salto ostacoli. Su questo verde si sono esibiti eccellenti cavalieri e ottimi cavalli. Si apre con una giornata calda che prevede 3 gare internazionali, 2 già disputate e una la categoria a tempo che si sta svolgendo. Ha appena ultimato la sua prova per la Svezia Rolf-Göran Bengtsson, 4 penalità in sella a Grandina. Per il momento soltanto 4 i netti. Il più veloce è stato Michael Whittaker per la Gran Bretagna in sella a Mozart de Hayet. Senza errori sugli ostacoli anche il tedesco Ulrich Kirchhoff con St. Paul. Omar Bonomelli per l'Italia in sella a Quintero e Jean-Marc Nicolas per la Francia con modesto Equifom. Michael Whittaker dunque il più veloce, 81,35 il tempo da battere. Ci proverà ora per l'Irlanda Peter Charles con Pantera. Vi ho detto che si sono già disputate 2 categorie internazionali in giornata. In quella d'apertura una categoria a tempo, vittoria di Molly Hash in sella all'Utopia per gli Stati Uniti, in seconda posizione Ares Molders, Olanda, Rodensburg, Indiana. Al terzo posto Stéphane Lafouge, Francia, Félix de Vialon, primo degli italiani. All'11° posto Lorenzo Toscano con Athletic Lord. Nel premio Unire, categoria a fasi consecutive, il successo del francese Pierre Jarry con Yonico, in seconda posizione proprio l'inquadrato Peter Charles, però in sella a Paul Moll. Al terzo posto piazzamento norvegese a sorpresa di Kirsti Svaboe con Jiminy. Primo degli azzurri Juan Carlos Garcia, quinto in sella a Loro Piana Toronto. Ora questa categoria a tempo, una tabella A, dunque in caso di parità di penalità classificherà il tempo impiegato. Il direttore di campo è Giovanni Bussu, che ha previsto un tracciato di 550 metri, la velocità è di 350 metri al minuto, il tempo accordato di 95 secondi. Sono 12 gli ostacoli ma 15 i salti, infatti sono previste 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Immagini assicurate dalla squadra esterna 2 di Bologna, telecamere pilotate dal regista Umberto Orti. Intanto arriva il primo errore del cavaliere irlandese, che dice addio alla possibilità di emergere in questa categoria a tempo. A bordo campo per noi, pronta ad afferrare le prime impressioni a caldo dei protagonisti, la collega Elisabetta Caporale. Superata la doppia gabbia da Peter Charles, che va ad affrontare l'ostacolo conclusivo, questo Oxer in bianco e blu. Non c'è errore, il tempo di 92,64 è per ora in 11ª posizione. Sempre al comando dunque Michael Whittaker, Gran Bretagna con Mozart des Hayet. Ora per l'Italia Luca Carini, che monta Picot de Orizaba, un cavallo di 11 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. Luca Carini, uno dei 23 cavalieri italiani presenti a Piazza di Siena, qui a Roma grazie a una wild card. Vi ricordo che ci sono dei criteri di selezione ben precisi. Intanto sono qualificati i primi 5 arrivati dei campionati italiani assoluti che si sono disputati ad Arezzo con la vittoria di Mirko Casadei, e poi una selezione che continua attraverso i concorsi di Taurazzano, Arezzo ancora, poi Pioltello, Cervia, Modena. Seguiamo Luca Carini, che ha già commesso 2 errori sugli ostacoli. Sempre al comando uno dei fuoriclasse presenti qui a Roma, vale a dire Michael Whittaker. Il programma prevede
i soliti ingredienti che hanno reso affascinante questo concorso a livello internazionale. È arrivato anche un altro errore per Carini al verticale di barriere sul cancello. Domani sarà subito Coppa delle Nazioni con l'Italia che partirà per seconda, sabato la spettacolare categoria di potenza, domenica la chiusura con il Gran Premio Roma. Intanto momento di imbarazzo sulla seconda combinazione, un errore sull'elemento iniziale della doppia gabbia e poi il rifiuto su quello intermedio. Domenica vi dicevo chiusura con il Gran Premio Roma, che è la prova più prestigiosa a livello individuale dell'intero concorso, e il carosello dei carabinieri. Sembra optare per il ritiro il cavaliere azzurro, che affidiamo al microfono di Elisabetta Caporale. La volta del cavaliere francese Pierre Jarry insieme a Axel Dampierre. No, non è stato possibile, ma credo anche per un po' di nervosismo anche di entrambi i facenti parte del binomio. Sì, soprattutto il cavallo era un po' irrequieto. Ed ora passiamo al francese Pierre Jarry, già a bersaglio nella giornata odierna. Ha siglato il premio Unire categoria fasi consecutive in sella a Ionico. Nella circostanza monterà Axel Dampierre, che è una femmina di 11 anni, una Saint Français. Francia che si presenta a questo appuntamento con una formazione discreta, niente di più. Vi ricordo che domani la Coppa sarà anche la terza tappa della Super League, un circuito di eccellenza che vede all'opera le 8 migliori squadre del ranking internazionale più l'Italia, che è paese ospitante. Super League che si affida agli 8 migliori scenari del panorama internazionale. Fra questi c'è indubbiamente Piazza di Siena, che offre il solito splendido colpo d'occhio. Verticale su fosso, il verticale è di 1,10 m, non può essere considerata una riviera. Immediatamente dopo questo ostacolo, che prevede comunque un'estensione, c'è un'insidia costituita da questo verticale che è stato superato. Giovanni Bussu, direttore di campo, ha distribuito un po' su tutto il tracciato le difficoltà, ma dobbiamo dire che il segmento più impegnativo è quello costituito dalla doppia gabbia. 8 le penalità nel tempo di 75,04 per il cavaliere francese in sella ad Axel Dampierre. Ora è in campo uno dei grandi dell'equitazione internazionale per la Svizzera, Markus Fuchs, già vincitore di un'edizione della finale di Coppa del Mondo. Il cavaliere elvetico monta Granny, una femmina che viene dalla Westfalia e ha 14 anni. E ora vorrei provare a collegarmi con Elisabetta Caporale, che tra poco avrà il microfono. Pierre Jarry, già vincitore oggi. Bonjour et bienvenue à Rome. Aujourd'hui, c'était une très belle journée. Una bella giornata oggi. Oui, très belle journée pour commencer. Ça fait plaisir de venir faire du concours ici. Una bella giornata per iniziare, è bello venire a gareggiare qui. Qu'est-ce que la France s'attend de ce concours? Cosa aspetta la Francia da questo concorso? Gagner la Coupe des Nations e il Grand Prix. C'est bien. La Coppa delle Nazioni e il Gran Premio, mica male. Sì, certo, è una dichiarazione un po' spericolata, anche perché i francesi troveranno sulla loro strada una squadra tedesca che non è certamente la miglior formazione che la Germania può schierare attualmente, però abbiamo ripetuto in tantissime circostanze che la Germania può effettivamente mettere in campo 4 o 5 nazionali pur sempre competitive, fortissime. Probabilmente non sarà una squadra forte come quella che ha gareggiato alla Ball o ad Aquisgrana, prime 2 tappe della Super League, però è sempre un osso duro. Poi c'è una squadra inglese molto valida e anche gli americani diranno la loro. Intanto seguiamo
Marcus Fuchs, che vi ripeto ha vinto un'edizione della finale della Coppa del Mondo esattamente nel 2001 in sella a Tincasboy. Guardiamo il tempo, sì, 75,09 è il miglior tempo, quello di Marcus Fuchs. Arriva il quinto netto del pomeriggio e si porta al comando della classifica provvisoria, scavando addirittura un baratro fra se stesso e il secondo attualmente in classifica, che è Michael Whittaker. Dunque al comando Marcus Fuchs e Grani con percorso netto in 75,09. Vai Elisabetta. It's a very good. I don't know if you speak English or French. Ah, good. So it's a good beginning here. Un buon inizio. So far it's good, yeah. Horse is in form already last week in Aachen. She was quite good. È andato molto bene, il cavallo sta andando bene anche la scorsa settimana. You are one of the best person here in Rome. You were here many times. Sei stato qui molte volte. That's right. I like to compete in Italy, especially the food is so well. Thank you very much. Thank you very much. Cioè, gli piace gareggiare qui e soprattutto per il cibo. Soprattutto per il cibo, ma è un autentico giramondo. Marcus Fuchs, che possiamo dire è il cavaliere più esperto della squadra elvetica, che ultimamente ha trovato talenti emergenti importanti come Cristina Lieber e Steve Gerda. Abbiamo visti all'opera ai campionati europei e la Svizzera dispone di una squadra davvero forte se al completo. Ora occupiamoci di Danae Zatsu, Amazzone greca che monta Robel Z, un cavallo di 12 anni, un cavallo intero, uno stallone. Danae Zatsu che ha cominciato a girare per l'Europa proprio nell'imminenza dei giochi olimpici, che si sarebbero poi tenuti nella sua terra, ad Atene, e da quel momento ci ha preso gusto ed è cliente fissa dei concorsi internazionali più importanti, spesso in Italia. Ha già commesso un errore, arrivano le prime 4 penalità per Danae Zatsu, che conclude in 89,12. Per lei 11ª posizione. Adesso toccherà un'altra Amazzone per gli Stati Uniti, Laura Croat in sella ad Anthem, cavallo di 15 anni di origine olandese. Hanno costituito insieme per diverse stagioni un binomio estremamente affidabile. Ora Anthem comincia ad accusare un po' il peso degli anni, lo abbiamo visto impegnato nella finale di Coppa del Mondo di Kuala Lumpur, finale di Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia ospitata dal continente asiatico, dalla Malesia, vittoria di Marcus Henning. Ma dobbiamo ricordare il 4° posto di Juan Carlos Garcia e del maggiorenne, dell'ultra 18enne Albin, che si sono comportati benissimo. 4° posto, miglior prestazione di sempre per un binomio italiano in una finale di Coppa del Mondo, davvero a un soffio dal podio. Albin e Juan Carlos Garcia, che vedremo impegnati anche domani in difesa dei colori italiani in Coppa delle Nazioni. La squadra ufficiale italiana è composta proprio da Juan Carlos Garcia ed Albin, Emilio Bicocchi, Capital Dalgon, poi Natale Chiaudani, Ariane Dautieu e quindi Gianni Govoni con Joyeux Dopal. L'ordine d'ingresso in campo delle 9 squadre è il seguente: prima l'Irlanda, poi Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Olanda e Stati Uniti. Ripeto, terza tappa della Super League. Purtroppo l'Italia è retrocessa nella Nation Cup, che è il circuito secondario. Intanto errore all'elemento d'ingresso della doppia gabbia. L'augurio è che la squadra azzurra torni il più velocemente possibile nell'elite fra le migliori 8, e sarebbe un buon viatico in questa ottica una buona prestazione domani in Coppa. Stagione importante questa
Spesso Piazza di Siena è collocata in un momento abbastanza strategico della stagione, può precedere di un mese o poco più i campionati europei, oppure, come è accaduto per Atene, i giochi olimpici. Quest'anno è un buon trampolino per i campionati del mondo che si terranno nel tempio dell'equitazione mondiale in Germania, ad Aquisgrana, dal 29 agosto al 3 di settembre. Questo l'appuntamento nel mirino di tutti i migliori specialisti internazionali. Intanto vorrei chiamare in causa ancora Elisabetta Caporale per tastare il polso a Laura Croat e alla squadra americana. Hi Laura, welcome back in Rome, bentornata a Roma. So probably you have a very high expectation for tomorrow's Cup. Probabilmente avete molte aspettative per domani, as you won it last year, visto che l'avete vinta. Well, we were second last year. Yeah. Sì. I just hope for a good, strong finish tomorrow. Sì, si aspetta, spera in un'ottima, in un finale forte, in un finale. Thank you very much. Squadra statunitense seconda lo scorso anno nella Coppa vinta dagli inglesi, però dobbiamo dire che per quanto riguarda la Super League, dopo i primi due acuti nelle prime due edizioni da parte della squadra francese, nel terzo anno si sono imposti proprio gli americani. E fin qui, dopo due tappe, quella di La Baule in Francia e quella di Aquisgrana in Germania, al comando c'è proprio la squadra tedesca, autrice di un unplan, 20 punti. Germania al comando proprio sugli Stati Uniti, poi in terza posizione la Svizzera, quindi Francia, Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Irlanda. Per la Svizzera, altro cavaliere di grande esperienza, si tratta di Daniel Etter, che monta Fromex Hermine Dosé, cavaliere nato nel 1974, che conclude con 12 penalità nel tempo di 77 e 38. Per ora sempre al comando il velocissimo Marcus Fuchs, impeccabile sugli ostacoli in sella a Grani. Il tempo da battere è di 75 e 09. Per ora soltanto 5 inetti, sono 38 i binomi in gara in questa categoria a tempo. Dopo Daniel Etter, per l'Olanda in campo Yves Houtakers con KVS e Hall, cavallo intero di 14 anni di origine francese, però non ne vediamo la sagoma e dunque sì, eccolo puntualmente in campo, nascosto dagli alberi, inquadrato però dalle nostre telecamere. C'è già errore sull'elemento d'ingresso della gabbia. Giovanni Bussu ha previsto un percorso non proprio morbido, trattandosi della giornata iniziale. Si parte con un verticale di 1,45 m, poi un oxer 1,45 per 1,55. Al 3 troviamo la prima delle due combinazioni, la gabbia, che si apre con un verticale di 1,5 m, in uscita un oxer 47 per 1,50. Poi andiamo al numero 4, un altro largo 1,48 per 1,60, le tavole 1,52 m, l'oxer 1,50 per 1,60. Poi il verticale sul fosso numero 7, 1,10 m l'altezza, un altro dritto 1,50 m, quindi piegata a mano destra per affrontare l'oxer 1,45 per 1,60. Al numero 10 troviamo un altro verticale di 1,52 m, quindi la doppia gabbia, l'elemento d'ingresso è una triplice 1,50 per 1,80, dunque due verticali 1,52 e 1,50 per chiudere con il largo conclusivo che sta per essere affrontato, 1,50 per 1,60. Non c'è errore, rimangono due di errori sugli ostacoli, 8 penalità nel tempo di 91 e 31.